Eravamo 5 figli e quindi quando mangiavamo la sera era una festa. Si parlava chiù o meno, magari ci cuccava tutti quando vicino in una cammara, e poi si scherzava fino a tardi e quello era un nostro passatempo. Quando mangiavamo era una festa, c'eramo tutti. Mia madre cucinava pasta. Se c'è mancava qualcuno che non era tornato, non si mangiava. E quando era ora si mangiava tutti insieme, invece mo no, non si parla più alla tavola. Si sta seduti con i telefoni in mano, è una cosa che mi dà fastidio. Purtroppo è cambiato tutto, tutti i valori sono finiti. A mia papà mi diceva sempre, prima di tutto, rispetta il più grande, anzi io ringrazio a Dio che tengo i nipoti, si gestisce noi un'altra maniera che ancora capisciana i sacrifici mi e sacrifici ro nonno, capisci o no, e cose so cagnate. E quando era ora si mangiava tutti insieme, invece mo no, non si parla più alla tavola, si sta seduti con i telefoni in mano. È una cosa che mi dà fastidio. E ci tengo a ste cose, a portare certe tradizioni avanti. Ho sogno mio è vedere una famiglia che mi va bene su me, per quello che faccio, come io voglio bene a papà. Questo è sogno mio, essere rispettato dai figli, come gli ho insegnato. Quello che mi ha tramandato papà io lo sto tramandando a loro, e piglio che sto a felicità mia. Lo spero perché io lo sto facendo per loro, e gli tramando i valori come l'hanno tramandati a me. Soddisfazione la vecchiaia e avere sempre figli vicino che mi vogliono bene.